Abbiamo capito che andare a votare non serve a nulla, poi c'è qualcuno che decide se vanno bene alcune persone oppure no. È durissimo il presidente del Veneto Luca Zaia sull'epilogo a sorpresa del governo Lega 5 Stelle, le motivazioni del no del capo dello Stato Sergio Mattarella all'incarico di ministro dell'economia Paolo Savona non solo non convincono il governatore ma lo lasciano sbigottito. Non ce l'aspettavamo, è anche ingiustificabile. Il Presidente della Repubblica veste un ruolo da Repubblica semipresidenziale o presidenziale, ma vorrei ricordare che siamo in una Repubblica parlamentare. È il Parlamento poi che dà la fiducia e non il Presidente. Il problema non è, dice Zaia, se Giancarlo Giorgetti fosse o meno un'alternativa valida a Savona. Lo scontro tra il Colle da una parte e Salvini e Di Maio dall'altra si è giocato su un livello differente. Il curriculum del professor Savona è un curriculum eccezionale e sono stati chiariti tutti i punti sull'Europa, non abbiamo chiesto, non abbiamo preventivato di uscire dall'euro, abbiamo chiesto un'Europa più equa e un'Europa più forte. Penso che questo non sia la fine del mondo. La verità è che Savona era solo il presupposto per far saltare il banco. Non è stata certo la Lega a volerlo far saltare il banco, dice Zaia. Se qualcuno aveva un piano di riserva, quello era Mattarella. Leggendo le dichiarazioni di Cottarelli nelle ultime settimane si capisce che forse qualche discorso lo stava già facendo con il Quirinale. Prova ne sia che alle 11:30 di questa mattina è stato convocato il Presidente della Repubblica. Gian Antonio D'Arè, segretario nazionale della Lega, invoca la piazza contro la decisione del Presidente della Repubblica. Quello del PD Veneto, Alessandro Bisato, si dice altrettanto disposto a mobilitare i sostenitori del Colle. Zaia di impeachment non vuole sentir parlare. Noi non ci occupiamo di queste partite, anche perché vorrei ricordare che l'impeachment è ben regolamentato. 15 membri della Corte Costituzionale, 16 scelti tra un gruppo di laici, tra un gruppo di 45 membri, poi ovviamente la relazione e il voto del Parlamento. Noi abbiamo fretta di andare a votare e vogliamo andare a votare subito.